Benvenuti, eccoci qua, noi siamo qui pronti con cuffie e microfono per rispondere alle vostre domande che ci sono arrivate come sempre in grande quantità, o sbaglio Davide? Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air. Non sbaglia, ed oggi la grande quantità di domande ci porta a parlare doverosamente del lavoro e del 1° maggio. Cominciamo subito con la domanda di Filippo, 12 anni, da Empoli. Caro professor Barbero, faccio la seconda media e vorrei sapere che storia ha la festa del 1° maggio. Me la potrebbe raccontare lei? Allora, bisogna fare una premessa, perché se noi avessimo chiesto a una persona del Medioevo o del Rinascimento di parlare della festa del 1° maggio, non si sarebbe stupita per niente. Il 1° maggio era una grande festa, semplicemente non era la festa del lavoro, non c'entravano niente le bandiere rosse e il comunismo, ma il 1° maggio per secoli è stata una grande festa in cui si festeggiava la primavera. Si festeggiava la bella stagione, il calendimaggio per dirla all'antica, no? Si alzavano alberi carichi di regali o di decorazioni e così via. Quindi il 1° maggio ha già una bella tradizione alle spalle. Dopodiché il 1° maggio come lo conosciamo noi oggi, cioè la festa del lavoro, nasce quando nascono i partiti dei lavoratori. Nasce quando il lavoro e i lavoratori entrano in primo piano, diciamo, nella vita politica. E quindi alla fine dell'Ottocento, quando esiste ormai l'Internazionale Socialista, di ispirazione marxista, e fra le altre cose che fa, l'Internazionale Socialista decide che bisogna organizzarsi per fare delle grandi manifestazioni, delle grandi dimostrazioni, che sarebbe una grande dimostrazione di potenza se in tutto il mondo, nello stesso giorno, i lavoratori scendessero in piazza. In quel momento non si pensava ancora necessariamente a una festa da ripetere tutti gli anni, no? Si voleva mettere in piedi un singolo giorno con una grande manifestazione per chiedere le 8 ore. Che la grande rivendicazione, siamo nel 1889, con gli operai che lavoravano 12 o 10 ore a seconda dei paesi. No, la grande spinta era vogliamo le 8 ore. Allora, si decide di organizzare questa cosa, bisogna trovare la data e gli americani, tenete conto appunto, l'America ha una grossa storia nei primi tempi del socialismo, del comunismo, del sindacalismo. Sembra incredibile oggi che tutto questo, non il sindacalismo, ma il socialismo è stato spazzato via negli Stati Uniti da tanto tempo. Invece tra fine 800 e inizio 900 quella è una delle patrie del movimento operaio. E negli Stati Uniti era successo pochissimi anni prima, 1886, che una grande manifestazione operaia a Chicago, durata parecchi giorni e cominciata il 1° maggio, era finita molto male perché poi qualcuno aveva messo una bomba, era morta un sacco di gente, avevano accusato gli anarchici, il solito processo farsa e parecchie condanne a morte ingiustificate e così via. Ecco, gli americani quindi dicono: sentite, noi ricordiamo questa cosa, ricordiamo quel 1° maggio, scegliamo il 1° maggio per fare la grande manifestazione internazionale dei lavoratori. La fanno quindi nel 1890, è un grande successo, in moltissimi paesi quel giorno i lavoratori scendono in piazza e quindi l'anno dopo c'è il congresso dell'Internazionale che dice: beh, senti, è andata benissimo, d'ora in poi lo facciamo sempre. C'è poi una domanda che sotto varie forme affiora spesso tra il nostro pubblico e riguarda quanto si lavorasse nel Medioevo rispetto al presente. Come nella domanda di Chiara, in cui colgo una certa ironia riferita all'oggi. Chiara scrive: di media in un anno i servi della gleba lavoravano fino a 40 ore a settimana? Allora, beh, dunque precisiamo, però io appunto lo so che è inutile dirlo perché si continuerà in eterno a parlare dei servi della gleba, però da medievista non posso fare a meno di dirlo che la locuzione servi della gleba è anacronistica, in realtà è un'invenzione di qualche giurista della fine del Medioevo e designava semplicemente dei contadini che, per dirla nel senso più negativo, erano vincolati, legati alla terra che coltivavano. Non potevano andarsene e anche i loro discendenti dovevano stare lì a lavorare quella terra del padrone. Naturalmente a noi sembra una cosa terribile. A un mezzadro di fine Ottocento che ogni anno poteva essere cacciato via a calci dal padrone e trovarsi senza casa e senza lavoro sarebbe sembrata probabilmente una cosa mica tanto sbagliata l'idea, perché come il servo non poteva andarsene, così il padrone non poteva cacciarlo via, avevano fior di contratti d'affitto perpetui. Allora, il servo della gleba è un contadino che ha molti vincoli alla sua libertà, ma che ha la terra che il padrone gli ha dato da coltivare e se la coltiva come lavora lui.
non è un salariato che obbedisce agli orari imposti dal padrone, Chiara. Quindi il problema è quanto lavorava il contadino del Medioevo. E dopodiché chiunque conosca un po' il nostro mondo contadino ancora oggi sa che la questione non è in nessun modo quanto lavorava il contadino del Medioevo, la questione è quanto lavora il contadino. Perché il lavoro contadino è un lavoro che non può in nessun modo essere, come dire, regolamentato con orari. Non è che il contadino può dire vabbè, sono le 8, stacco. Anche oggi il contadino ha una produttività del lavoro che è 100 volte quella di un contadino medievale. Vive molto meglio, ma anche quando è perfettamente padrone del suo tempo, non fa altro che lavorare praticamente. Ci sono i 1000 incombenze, specialmente se il contadino è anche un allevatore di bestiame, e i contadini di una volta avevano sempre un po' di bestiame. E il bestiame tutti i giorni e alle ore più spiacevoli ha bisogno di essere accudito. Quindi in realtà il tema è: il lavoro contadino è un lavoro particolarmente impegnativo e duro perché non conosce orari. Con differenze fra le stagioni, naturalmente. Ci sono per fortuna momenti dell'anno in cui invece il lavoro è relativamente meno impegnativo. Quello della campagna, quello degli animali è sempre la stessa cosa, Però appunto io, che nella mia vita ho avuto occasione più volte, per mia fortuna, di venire a contatto con il mondo contadino di oggi, so che in circostanze del tutto diverse e per fortuna con un livello di benessere tutto diverso, però ecco, non andate a parlargli dell'orario di lavoro e di quante ore lavorano. Poi c'è Simone che aggiunge: oggi le innovazioni tecnologiche, tra cui l'intelligenza artificiale, ci hanno permesso di aumentare la nostra produttività a dismisura. Eppure, nonostante ciò, oscilliamo sempre tra il lavorare troppo e il non lavorare affatto, tanto che da più parti si sperimenta la settimana lavorativa di 4 giorni come soluzione a entrambe queste tendenze. La mia domanda è questa: nel Medioevo, o comunque prima della rivoluzione industriale, si lavorava di più o si lavorava di meno? È difficilissimo dirlo in modo preciso. Premesso che la grande maggioranza della gente erano contadini e quindi lavoravano di più di quello che si fa oggi, come abbiamo appena detto. Ma prendiamo un operaio, prendiamo un artigiano, prendiamo una persona che sta in città, lavora in un laboratorio, in un'officina, e che è paragonabile a qualcuno che fa lo stesso lavoro oggi, effettivamente. Anche lì il paragone non è assurdo. Direi che però c'era una differenza molto grossa. Oggi noi abbiamo standardizzato le giornate, i mesi, le stagioni, e il lavoro è regolato in base agli orari, e se è un giorno lavorativo, che sia gennaio o che sia agosto, non cambia niente. Il giorno lavorativo è quello, la durata è quella contrattuale, se va bene, o è quella imposta dal padrone, se va male, ma insomma non c'entrano molto le ore di luce. Ecco, una volta non era così. Una volta non era così perché la gente era molto più costretta a seguire gli andamenti delle stagioni, banalmente per il fatto della luce. Perché quando viene buio, tu dici ci sono le candele costano care. Decidere di illuminare un laboratorio per permettere agli operai di continuare a lavorare vuol dire una spesa grossa, non si fa, nessuno lo faceva, o molto pochi e raramente. Il che vuol dire che la giornata lavorativa d'estate poteva anche durare 14 ore tranquillamente, e d'inverno magari ne durava 6 o 7 se andava bene. Quindi c'è una differenza enorme, non ci sono limiti scritti, anche se in città in realtà poi, quando cominciano ad avere alla fine del Medioevo gli orologi, e poi comunque avevano anche già prima le campane, in certe città l'idea, però comunque la campana del mattino presto segna l'ora in cui si comincia, quello poteva esserci, ma sostanzialmente erano le ore di luce. Però poi c'è anche un'altra cosa da dire, che c'erano i giorni festivi in cui non si lavorava. Ci sono anche adesso, direte voi, sì, ma una volta ce n'erano di più. Una volta i giorni festivi erano molti di più, il calendario religioso influenzava molto di più la vita della gente. I giorni in cui c'erano feste, celebrazioni, processioni e comunque non si doveva lavorare erano tantissimi, tanti più di adesso. Quindi in realtà il tempo poteva essere diviso fra giorni di lavoro che potevano essere interminabili e pesantissimi, e poi invece frequenti giorni in cui non si lavorava per nulla. Il che peraltro non deve neanche essere visto come cosa così gioiosa sempre, perché se non si lavora per nulla non si guadagna neanche. Un conto è se sei l'apprendista o il garzone che ha un contratto e sta in bottega e mangia la zuppa del padrone, ma se sei un operaio a giornata, la giornata che non si lavora, i soldi a casa non li porti. A proposito di apprendista, Giuliana e il marito, restando sempre sul periodo, hanno un'altra curiosità che le leggo. Scrive Giuliana:
Una mia giovane conoscente, neolaureata in giurisprudenza, ha avuto la fortuna, tra virgolette, di essere accolta nello studio di un avvocato per un tirocinio lavorativo semestrale, ovviamente a zero retribuzione, come normalmente accade in Italia presso un certo tipo di professionisti. Dopo anni di studio e impegno, questi giovani volonterosi si trovano obbligatoriamente a passare pure un periodo neanche breve di assoluto sfruttamento per poter finalmente iniziare la loro carriera. Insomma, alla sera io e mio marito abbiamo commentato questa abitudine come roba da medioevo, chiedendoci subito dopo, con un certo dubbio, se fosse stato così scontato per chi doveva imparare un mestiere ricevere questo tipo di trattamento. Mi farebbe molto piacere avere una sua risposta. Che bello che ogni tanto c'è qualcuno che ha il dubbio, che dopo aver detto non siamo più nel Medioevo magari dice però quasi quasi invece ci fossimo ancora. No, allora, no, era tutta un'altra cosa effettivamente, nel senso che, per carità, nel Medioevo situazioni in cui delle persone erano obbligate a un lavoro gratuito c'erano. Mai come nell'antichità, quando il grosso della forza lavoro era fatta di schiavi che lavoravano gratis e basta, fine, tutta la vita. Ma anche nel Medioevo ci potevano essere condizioni di dipendenza contadina, qualcosa di paragonabile ai servi della gleba di cui parlavamo prima con Chiara, per cui un contadino magari aveva dei vincoli verso un padrone e doveva prestargli certe giornate di lavoro gratis, no? Ogni anno, tot giorni devi lavorare per me gratis. Queste cose succedevano, suscitavano proteste, suscitavano anche rivoluzioni qualche volta, ma c'erano. Ma non c'era invece il discorso appunto del tirocinio gratuito. Perché l'apprendistato medievale e moderno, attenzione perché il Medioevo è durato fino alla Rivoluzione francese in tante cose, l'apprendistato nel Medioevo o nel 600 nel 700 era tutta un'altra cosa. L'apprendistato partiva dall'idea che i mestieri sono regolamentati da corporazioni, cioè tutti i calzolai fanno parte di una corporazione e per poter fare il calzolaio in questa città devi essere accettato dalla corporazione. Per essere accettato dalla corporazione bisogna che qualcuno ti presenti e che poi tu dimostri di avere i mezzi per aprire bottega e che sai fare il lavoro. Tipicamente dovevi superare un esame, cioè ti dicevano adesso devi fare il primo vero lavoro della tua vita, il capolavoro, e noi valuteremo questo tuo lavoro e se sarà approvato allora potrai entrare nella corporazione. Questo era il capolavoro originariamente, no? Allora, una volta che tu sei nella corporazione sei a posto, cioè per carità puoi anche impoverirti e finir male, ma sei comunque hai una rete di protezione e puoi esercitare il tuo mestiere. A quel punto hai la bottega e puoi assumere un apprendista. Assumere un apprendista vuol dire che tu ti scegli un ragazzo e lo scegli ovviamente attraverso le conoscenze, il vicinato, gli amici, la famiglia. Ti scegli un ragazzo il quale firma un regolare contratto, suo padre firma un regolare contratto e senza alcun dubbio per qualche anno sarà il tuo schiavetto. Non prenderà nessuno stipendio, avrà il diritto di dormire su un pagliericcio in un angolo della bottega e di mangiare la zuppa alla tua tavola. Lavora, gli fa tutto quello che tu vuoi che faccia. Si intende nel contratto che oltre a farlo trottare dalla mattina alla sera e bastonarlo quando ha perso i soldi che doveva portare a casa, pian piano gli devi anche insegnare il mestiere. Quando ha imparato il mestiere, allora, se è riuscito a mettere qualcosina da parte, può presentare domanda per diventare anche lui maestro, cioè membro della corporazione, artigiano ufficialmente riconosciuto. Quindi in quel caso tu sei una persona che viene sì certo sfruttatissima, a parte che nella novellistica si ricama all'infinito su tutti quegli artigiani che non hanno figli maschi e hanno solo una figlia femmina, anche molto carina effettivamente, e l'apprendista è un bel giovanotto con tutto quello che ne consegue. Ma anche al di là di questo, in ogni caso, tu apprendista sei un ragazzo che fa un periodo di tirocinio, sfruttatissimo, picchiato, magari anche affamato e tutto, ma con un regolare contratto che ti garantisce che alla fine tu hai imparato il mestiere e hai diritto di presentarti candidato per diventare anche tu un maestro artigiano. C'è un'altra domanda che ci arriva da un paesino, Monte Marenzo, o Marenzo, non saprei, un paesino in provincia di Lecco, e scrive Sergio: sono nato nel 1970, ma ho fatto in tempo a conoscere il fenomeno della mezzadria. Le famiglie dei miei genitori erano molto numerose e la povertà fino all'avvento dell'industria era tanta. È corretto pensare che la mezzadria sia durata dal Medioevo fino alla seconda metà del Novecento?
che sia durata fino alla seconda metà del Novecento non c'è il minimo dubbio, perché, come dire, è stata abolita, credo con la grande riforma agraria dei primi anni 50 o comunque con altre leggi di quel periodo. La mezzadria, come dire, è un regime giuridico regolamentato da leggi precise, quindi come tale a un certo punto è stato abolito. E sì, certo, dopo la seconda guerra mondiale. Un po' meno vero è che sia durata dal Medioevo, in questo senso che la mezzadria non era un fenomeno tipicamente medievale. Ecco, quando noi pensiamo alle famiglie dei mezzadri, come le abbiamo tutti poi viste tanti anni fa nel film di Olmi, no? L'albero degli zoccoli, ma c'è nella memoria collettiva di tutti la famiglia patriarcale, coi nonni, magari diversi fratelli sposati, tanti bambini, la famiglia è molto numerosa. Ecco, una delle scoperte più scioccanti che ha fatto la storiografia quando ha cominciato a studiare la famiglia è che nel Medioevo la famiglia non era assolutamente così. È un'invenzione moderna, la grande famiglia patriarcale, perché nel Medioevo non esistevano questi contratti. Nel Medioevo normalmente il contratto riguardava un contadino il quale prendeva in affitto della terra, quanta poteva coltivarne lui, poi quando tirava su un paio di figli, ottimo, danno una mano, ma l'idea è il nucleo familiare, no? La coppia sposata coi figli. Prendevano in affitto della terra e, come accennavo anche prima, in origine e per gran parte del Medioevo questi contratti sono perpetui, perché la popolazione non è numerosa e al padrone interessa garantirsi di avere i lavoratori che gli coltivano la sua terra. Quindi i proprietari per molto tempo non avevano nessun problema a dire: ti stabilisco un contratto che dura in eterno, per te, per i tuoi figli, i tuoi nipoti. Meglio ancora se lo Stato, come aveva fatto per esempio l'impero romano, dice e anche il contadino non se ne può andare. Il colono è obbligato a starci, il padrone lo deve lasciare lì e lui non se ne può andare. Meraviglioso. Quando nel Medioevo la grande mobilità dell'economia comincia a far capire a qualcuno che magari un po' più di dinamica potrebbe essere utile, e quindi qualche proprietario comincia a pensare che avere tutta la tua terra bloccata in contratti eterni non è l'ideale, è meglio poter gestire magari un po' più le cose, cominciano a comparire contratti a breve durata, 29 anni. Perché con 30 anni scattava l'usucapione, no, per il diritto romano, ecco. Però poi in realtà alla fine del Medioevo le cose accelerano molto. Alla fine del Medioevo si vede che chi ha capito come va il mondo, leggi i borghesi delle città italiane, i borghesi di Firenze, di Bologna, quelli hanno capito che invece con un'economia che corre bisogna poter rinnovare i contratti tutti gli anni. Hanno capito che anziché i vecchi contratti con l'affitto in denaro, e il maledetto denaro si svaluta. Una volta non se ne accorgeva nessuno, nel 300 lo capiscono tutti che il denaro si svaluta, non posso bloccare l'affitto per sempre, meglio dei contratti in natura. Un'altra cosa che ha colpito molto la storiografia medievistica è che pensavamo che i contratti in denaro fossero moderni e se invece quello ti paga l'affitto in natura è una roba arcaica, neanche per idea. Alla fine del Medioevo i contratti moderni sono quelli che ti pagano in natura perché il mercato è vivace, i prezzi salgono e dopodiché allora anche contratti brevi però. E lì i borghesi di Firenze o di Bologna inventano la mezzadria. Cioè inventano l'idea: io non ti do in affitto un pezzetto di terra qua, un pezzetto là, ma ti costruisco una casetta, ci metto intorno tanta terra, abbastanza perché una bella famigliona la possa coltivare, la chiamiamo un podere questa cosa, e la do in affitto a una bella famigliona contadina e facciamo a metà, io metto la fattoria, tu metti il lavoro, metà del raccolto me lo prendo io. E questo accordo lo facciamo per quest'anno. L'anno prossimo vedremo. Ed è un cambiamento sconvolgente nei confronti delle abitudini medievali e sconvolgente per quanto è a favore dei padroni, in realtà. Tempo scaduto. Tempo scaduto anche stavolta. Vabbè, abbiamo lavorato, mi pare che si possa dire, no? E per chiudere questo episodio consiglio di rileggere un saggio per alcuni aspetti premonitore dello scomparso Aris Accornero, edito dal Mulino nel 1997, dedicato al Novecento e avente il titolo emblematico di Era il secolo del lavoro. Buon primo maggio a tutti. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air, scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari. Cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino e Rosella Bettinardi. Supervisione del suono e musiche Luca Micheli. Post-produzione e montaggio del suono Luca Micheli e Andrea Girelli. Coordinamento post-produzione Matteo Scelsa. Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli.
Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana, ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloaBarbero@coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp, anche vocale, al numero 345 09 83 998. E attenzione, da adesso in poi saremo felici di ricevere anche i vostri videomessaggi in qualsiasi formato vorrete inviarceli. A presto!